Benvenuti, la puntata di oggi è dedicata a Venezia, ma una Venezia poco conosciuta che non si vede nelle cartoline e con sempre meno abitanti. Infatti ogni anno molti veneziani lasciano questa città, ma ci sono anche tanti abitanti che la difendono e che la mantengono viva, come per esempio Cecilia Tonon, veneziana doc, benvenuta. E Michela Scibilia, tu invece rappresenti i veneziani d'adozione che hanno scelto di andare a vivere a Venezia. Da quanti anni sei lì? 30. Beh, ti trovi bene? Molto bene. L'altro ospite invece è Enrico Micheletto, un regista trevigiano che ora vive a Londra e che ha realizzato un documentario su Venezia e sullo spopolamento della città. Benvenuto. Buonasera. Il titolo del tuo documentario, Veniceland, dà l'idea appunto di una città parco giochi, quindi sì. È questo il messaggio che hai voluto dare subito? Decisamente, penso il titolo ci stia proprio bene. E questo diciamo è, col nome Veniceland viene proprio in mente un parco giochi che è quello che purtroppo ad occhi esterni è quello che Venezia sembra essere diventata oggi. Un grande parco a tema, probabilmente il posto più bello del mondo, dove le persone arrivano la mattina, consumano la loro fugace visita che spesso è concentrata in una giornata e la sera se ne vanno, oltretutto molto spesso non dormendo neanche negli hotel in città ma andando a dormire in terraferma. Tu tra l'altro vivendo a Londra puoi confermare che all'estero c'è questa visione edulcorata di Venezia, però non ci si rende conto dei problemi legati appunto esatto, alla infatti vita. Questa è stata una delle cose che mi ha spinto in primis a realizzare il documentario, cioè la visione di Venezia da fuori, come hai visto, Venezia da fuori per non solo per il turista ma per lo straniero, insomma in generale, è una cartolina. È una bellissima cartolina da vedere, però senza considerare la complessità della città e la sua unicità rispetto a moltissime altre città d'arte italiane e mondiali. A Venezia però c'è anche un forte associazionismo, voi stesse fate parte di diverse associazioni, ma questa vitalità dei residenti è una risposta all'emergenza cittadina o è un pretesto per stare insieme? Sicuramente nascono proprio dalla percezione dell'emergenza, perché la pressione turistica è alta, ma anche perché spesso ci sono degli ambiti proprio di salvaguardia che vengono sottovalutati, soprattutto per esempio tutto il mondo legato all'acqua. Allora un po' per le remiere, chi va a vogare, ma anche per il restauro, per la salvaguardia delle vecchie barche, oppure come la nostra Cecilia, proprio il rapporto con il territorio, il controllo del territorio a volte manca e per questa ragione ci mettiamo insieme, dopodiché da qui nascono grandi amicizie, anche amori a volte. Cecilia, tu per esempio sei la fondatrice dell'associazione Masegni Nizioletti. Sì. Di che cosa vi occupate? È un'associazione molto viva, no? Un'associazione che fa un sacco di cose a Venezia, sì. No, noi ci Crea siamo anche amori? Conto... Cosa? Crea anche amori? Questo io non lo so. Ma sicuramente sì, ha ragione Michela. Noi ci siamo resi conto che i veneziani che ci tengono a Venezia, che non vogliono farsi strappare questi ultimi brandelli di vivibilità, sono molti, ma hanno bisogno di qualcuno che li metta insieme e che gli dia là. E noi ci siamo riuniti per caso, abbiamo iniziato a trovarci prima in internet, su Facebook, poi ci siamo conosciuti in un secondo momento, ci siamo trovati per prenderci cura di alcune zone di Venezia, delle pietre, dei ponti. E abbiamo visto che c'è stata una risposta enorme da parte dei residenti, ma non solo dei residenti. Il bello è stato che abbiamo visto che moltissime persone che amano Venezia sono residenti all'estero e sono persone che conoscono Venezia quasi meglio di noi. Una dei nostri soci fondatori è australiana, vive 7 mesi all'anno in Australia, poi viene a Venezia e ci aiuta. Poi ci sono dei signori francesi che curano anche dei blog molto approfonditi su Venezia. Quindi l'amore per Venezia esiste ed è trasversale e quello che voglio dire è che c'è effettivamente questo problema del turismo di bassissima qualità e anche di persone residenti che non si prendono cura della loro città, ma c'è comunque una parte, sia a Venezia sia al di fuori di Venezia, che è molto colta, conosce la città, la ama ed è su questa che secondo me bisogna lavorare anche nell'ottica di limitare e
educare il flusso turistico, perché non rovini la città, non violenti la città e non la conduca inesorabilmente a diventare un contenitore vuoto che vende soltanto oggetti di pessima qualità. Ecco, la nostra associazione parte dalle piccole cose, dalla pulizia sostanzialmente, per poi allargarsi con un respiro un po' più ampio, anche a fare attività a favore dei residenti, di cui poi magari parleremo. E per esempio ogni quanto organizzate queste azioni di pulizia? Ma quelle grosse, strutturate, organizzate anche in concomitanza con la nostra associazione nazionale di riferimento, che è l'Associazione Nazionale Antigraffiti, ne facciamo 1 o 2 all'anno e sono molto, molto importanti, hanno una grandissima risposta. L'ultima che abbiamo fatto di questo tipo è stata a settembre, a fine settembre abbiamo fatto il Cleaning Day nazionale, era in tutta Italia e noi abbiamo organizzato la parte veneziana. La parte veneziana ha avuto un grosso rilievo anche a livello nazionale perché abbiamo messo insieme, mi pare, 17 associazioni cittadine, eravamo più di 200 volontari e ogni associazione si occupava di un settore di pulizia. Allora una parte di noi, proprio l'associazione vera e propria, è andata a pulire un muro da una scritta enorme, nera, molto brutta, era un muro di un palazzo storico vincolato, dove ci siamo messi d'accordo con i proprietari e siamo andati anche con dei ragazzi, delle medie, un gruppo molto folto, siamo andati a pulire questo muro. Ma molte altre associazioni si sono unite a noi ed abbiamo fatto un'operazione di pulizia complessiva di tutta la città, dove la parte che è stata più vivace forse è stata la pulizia dei canali, con le barche tipiche. C'è stata persino un'imbarcazione dell'800 che è stata rimessa in acqua, con i bambini che con i retini andavano a pulire i canali e a portare via bottigliette di plastica, immondizie di vario genere dai canali. Poi c'è stata una remiera che ha partecipato con noi con un Dragon Boat, dove i bambini a remi portavano la barca e con i retini anche lì pulivano i canali. Poi un altro gruppo molto consistente è andato a togliere i lucchetti dal ponte dell'Accademia e noi avevamo questo problema del ponte dell'Accademia pieno di lucchetti sui corrimano ed era una situazione molto pericolosa perché rischiava di cadere il corrimano. E noi, d'accordo con l'amministrazione, abbiamo tolto tutti i lucchetti. L'amministrazione poi in un secondo momento ha sostituito il corrimano in modo che non si possano più attaccare i lucchetti adesso, quindi il ponte da quel punto di vista è salvo. E poi ci sono stati molti altri. E avete tra l'altro trovato anche l'escamotage delle magliette porta sfiga attaccate. Sì, abbiamo studiato vari motti per scoraggiare questo uso di mettere i lucchetti sui ponti, tra cui appunto che i lucchetti nell'amore portano in realtà sfortuna. Se attacchi il lucchetto l'amore finisce. Usiamo moltissimo i social network, anche Cecilia lo ricordava prima, cioè tutto questo sarebbe stato impensabile 10 anni fa. Sì. E soprattutto Facebook, perché noi non siamo così ragazzini da usare altre cose, ma siamo tutti 40-50 anni e Facebook per noi è un grandissimo aiuto, perché quando Cecilia manda un call per l'appuntamento, subito sia veneziani che anche quello che ha voglia di farsi un weekend a Venezia e fare qualcosa di sensato, vengono volentieri. Certo. Tu Michela per esempio non ti occupi direttamente dell'associazione ma aiuti comunque la promozione di un turismo illuminato a Venezia, perché sei autrice di guide alternative, sì. Osterie dintorni, sì, botteghe dintorni. Diciamo che ho iniziato queste guide ormai 20 anni fa con la prima e forse l'intento era un po' lo stesso, cioè cercare di far vedere salvare la Venezia che merita, per cui la prima è stata proprio una guida alle osterie, perché nelle osterie c'è quel contatto tra chi viene da fuori e anche il veneziano che è impagabile, che va ben al di là del bicchiere di vino, cioè respiri veramente un'altra Venezia. E così andando a cercare questi posti sono nate anche le altre, cioè quella alle botteghe, per cui artigiani che oltre al fatto che il turista, che poi un turista che spende 15-20 euro per una guida a Venezia, una guida così di nicchia, è comunque un visitatore, non è un turista sicuramente mordi-fuggi, è già uno che conosce altre cose di Venezia. Curioso e rispettoso. Esatto, già per noi sarebbe... E per cui voglio aiutarlo, perché è giusto, cioè è giusto aiutare uno che quindi ha così tanto amore. Quindi lo aiuti con le dritte. E in questo modo riesco anche a aiutare, nel mio piccolissimo poi, chi lavora bene, per cui l'artigiano, quella filiera
che ci fa mantenere la città, perché quello che teorizzi anche nel tuo documentario Venezia Land, la verità è che Venezia non può diventare Venezia Land perché non ha la struttura, cioè non è quella cosa, ci sono degli abitanti e non sarebbe interessante senza abitanti, per cui in qualche modo chi ama Venezia non può amare solo i muri, deve amare anche gli abitanti, anche se a volte devo dire che sono un po' antipatici, perché i veneziani possono essere molto irritati contro i turisti, sì. Ma questo penso che sia un fenomeno comune un po' a tutte le città turistiche, dove viene vissuta questa invasione quotidiana di... Noi abbiamo dei numeri elevati, noi abbiamo un rapporto 1 a 1 quando ci va bene turista-abitante, cioè quasi 30 milioni di turisti l'anno, divisi per noi 56.000, capisci che è un po' sproporzionata la forza. E in più il turismo non è l'unico problema, cioè noi siamo un paesino come numeri di abitanti, ma abbiamo delle pressioni politiche ed economiche da metropoli, per cui è per questo forse l'emergenza che sentiamo, perché non ci sentiamo rappresentanti dalla politica, e per questo io in particolare, che spesso mi chiedono a Venezia si dice te dovresti fare politica, non me la sento perché non credo che la politica riesca a rappresentarci. Ti devo interrompere per lanciare un istante la pubblicità, ma torniamo subito. Bentornati. Michela, ci stavi raccontando appunto delle tue guide. Tu è dal 94 che scrivi guide turistiche su Venezia. In questi anni sono diminuiti i luoghi autentici che racconti o no? È molto cambiata la città, sicuramente in particolare la guida alle osterie, che è in senso molto lato, va dai ristoranti ai piccoli baretti, sono molto cambiate, però anche per fortuna, cioè la nostra idea di osteria e di vino buono è molto cambiata in questi ultimi 30 anni. La qualità secondo me si è elevata. Certo che Venezia non è una città dove puoi arrivare impreparato se vuoi trovare la qualità, devi documentarti, non solo comprando le mie guide magari, però devi documentarti prima, ecco. Ed Enrico, l'idea del tuo documentario ti è nata dai racconti di tuo padre che ti parlava di una Venezia anni 60, quindi una Venezia molto diversa da oggi. Assolutamente sì. Sì, mio padre ha vissuto a Venezia tra gli fine anni 60 e inizio anni 70. E, appunto, l'idea del documentario è nata anche dai racconti che io ho ascoltato da lui da quando ero piccino e i racconti di una città magica. Mio padre era innamorato, è tuttora innamorato di Venezia, però è vero anche che io poi crescendo e frequentandola molto, perché comunque a me piace, ogni volta che torno a Treviso prima cosa che faccio vado a Venezia, vedevo questa enorme differenza tra quello che mi era stato raccontato e quello che vedevo io. E quello che manca rispetto ai racconti appunto di mio padre e di tutta quella generazione è un tessuto sociale visibile. Fatto di persone che si trovano al bar, di amici, di famiglie con bambini. Adesso quello che comunque salta all'occhio a Venezia è appunto masse di persone che si spostano da un posto all'altro, posti che sono diventati, cioè campi che sono diventati quasi stazione di passaggio e di sosta di queste enormi masse di persone, e la mancanza appunto di una vita cittadina che, ripeto, poi viene fuori che la vita c'è, però è molto meno visibile, forse viene oscurata da questa presenza massiccia, da questo turismo di massa che ha invaso la città. L'evento collaterale dell'Expo Milano, che si tiene appunto a Venezia, è legato al tema dell'acqua. Pensate che la rivincita della città possa partire dall'acqua? Sicuramente la rivincita della città
può partire dall'acqua, ma deve tener conto di molti altri fattori, secondo me. L'acqua per Venezia è fondamentale. Venezia è una città anfibia e tutti i veneziani si rapportano all'acqua in modo che è esclusivo dei veneziani. Basta vedere i piccoli bambini come evitano i canali, non c'è rischio che cadano in canale, o come montano in gondola. Già vedere come un bambino sale in gondola capisci che è veneziano e non turista, per come prende l'equilibrio. Però noi dobbiamo ricordarci che comunque a Venezia c'è una vita normale. È piccola, è di meno adesso rispetto a 30 anni fa, e questo si vede anche perché i negozi offrono meno cose adesso, meno cose normali per la vita di tutti i giorni, però secondo me è proprio su questo che bisogna lavorare e coltivare la speranza, perché effettivamente Venezia come città vuota, come città scheletro non ha futuro neanche per i turisti. È opportuno che continui ad esserci e ad aumentare una vita normale di persone normali, di bambini che vanno a scuola, che pur ci sono adesso. Ed è qua, secondo me, che bisogna stare attenti a non fare l'errore di pensare che Venezia abbia una magia però legata al suo passato. Tutte le città si sono evolute e anche Venezia deve farcela, è questa la sfida. Non deve esserci l'idea di Venezia come era una volta, senza turisti, solo con le barche a remi. Adesso non è più così, prendiamone atto, ci sono i turisti, noi dobbiamo integrarci con questo turismo e possibilmente dargli dei limiti in modo che sia un turismo qualificato e educato e che rispetti la città. Possibilmente puntare all'equilibrio tra numero di turisti e numero di residenti. Chiaramente in questo modo il turismo aumenta di qualità, noi non abbiamo più bisogno di andare al ribasso nell'offerta degli oggetti che vendiamo ai turisti se i turisti sono più educati, sono di livello più alto. E dobbiamo abbandonare l'idea che una volta invece dell'albergo qui c'era il macellaio, qui andavo a prendere un sacco di farina a piedi, non è più così. Però non è questo il fondamentale di Venezia, questa è nostalgia sterile, dobbiamo avere coraggio di guardare avanti. Sì, trasformare il presente in un'opportunità. In un'opportunità, conoscendo i limiti della città, che sono molti, a iniziare dal costo delle abitazioni per i residenti. Per esempio, legate all'acqua ci sono diverse associazioni di cui anche tu fai parte, Michela. Sicuramente ci sono ovviamente tutte quelle remiere che insegnano anche a vogare. Ultimamente, negli ultimi anni, è possibile anche per un visitatore prendere lezioni di voga. E è il modo migliore per vivere la città, ti senti veramente un privilegiato vogando in questi canali, scopri un'altra città. E poi ci sono tutte quelle associazioni di cui faccio parte, come per esempio questa del nostro veliero, il Nuovo Trionfo, che vogliono salvare pezzi storici di barche, o come l'Arzanà anche, che conosci. Questa è una lotta contro il tempo, perché le barche ovviamente stando in acqua e se non sono accudite non basta metterle in un forziere e chiudere, tra l'altro sono anche molto grandi. Qui cerchiamo sempre un appoggio dal comune o da chi ha degli spazi per tenere queste barche, perché poi è anche difficile trovare qualcuno che le faccia ancora. Poi un'altra associazione molto interessante, che è un po' un assurdo, la gondola, che è il simbolo di Venezia, è quello più conosciuto, rischia di non avere più gli artigiani della gondola. Anche con questa associazione stanno cercando di mantenere tutta la filiera, non solo chi fa la gondola, ma anche chi fa i remi, le forcole, i ferri o l'abbigliamento da gondoliere. Non sono cose scontate. Certo. E secondo voi qual è il futuro della città? Ce la giochiamo nei prossimi anni sicuramente. La cosa assurda è che vivere a Venezia è bellissimo. Cioè, non è... a me dispiace quando vedo spesso veneziani che dicono, soffrono, elencano tutte le cose negative. La verità è che anche loro pensano che a Venezia è straordinario vivere. Certo, è forse sempre un po' più faticoso, potrebbe anche essere meglio, siamo anche preoccupati per il futuro della città. Sicuramente le case costano di più, l'affitto di una casa, però posso permettermi di non avere l'automobile. Io personalmente uso solo il car sharing o la macchina in affitto. Forse è vero, bisogna avere un mestiere compatibile con la città, o nel turismo, o come nel mio caso, io di mestiere faccio il grafico, non faccio l'autrice, magari facessi solo l'autrice di guide. Io mi posso permettere di lavorare al computer, se c'è l'acqua alta non esco neanche, continuo a dialogare con il mondo. Non tutti i mestieri sono compatibili con Venezia. Venezia effettivamente è la città ideale per chi scrive, per chi dipinge, per chi deve pensare, per il mondo universitario, però anche molti mestieri artigianali.
Un'ultima battuta sugli artigiani. È vero che non ci sono più gli artigiani di una volta e come giustamente diceva Cecilia, anche altre città hanno questo problema, però a Venezia puoi avere un lavoro veramente di nicchia che se comunicato bene al mondo tu puoi vivere solo di quello. Cioè ho delle amiche che fanno delle scarpe costosissime fatte a mano e solo a Venezia potrebbero venderle e questo è straordinario. Tu Cecilia come te la immagini? Ma a mio parere, anzi, Venezia deve cogliere la sua unicità e essere un messaggio anche per le altre città, secondo me, perché quello che noi abbiamo a Venezia migliora la qualità della vita e migliora proprio il nostro essere umani, perché noi andiamo lenti, camminiamo e quindi camminando e non usando le macchine riscopriamo un sacco di cose, dai profumi, a fermarsi per strada con le altre persone, esci per fare una passeggiata di 5 minuti e diventa di 2 ore perché incontri un sacco di gente e ti fermi a parlare. Non dire queste cose, Cecilia. E questo è importante perché ci fa riassaporare, riscoprire, il goderci i nostri tempi, i nostri pomeriggi, i nostri affetti e questo secondo me è importantissimo, è una particolarità di Venezia che da fuori magari si vede con fastidio perché si cammina lentamente, perché è faticoso, perché non riesci ad andare velocemente in spiaggia, ma al contrario in 20 minuti siamo in spiaggia. C'è gente che 40, fa delle code sulla Jesolomare. Esatto, appunto. No, non siamo mai contenti. No, dai. Tu Enrico con il tuo documentario hai raccontato i sogni e le preoccupazioni dei veneziani, che idea ti sei fatto? L'idea che mi sono fatto è quello che stavo dicendo prima e concordo pienamente con quello che è stato detto finora. L'idea comunque di una città con delle problematiche e chiaramente legata al fatto che è una città molto fragile e che, come diceva prima Michele, c'è con un numero 30 milioni di turisti in un anno in una città fragile come Venezia va salvaguardata, questo sicuramente sì. Però allo stesso tempo sì, è vero che i prezzi delle case sono aumentati, che è molto difficile vivere a Venezia, molte persone sono andate via, però c'è anche una controtendenza che è quella di moltissime persone, spesso non veneziane, che tutti gli intervistati nel mio documentario l'hanno raccontato, a partire da Zorzi, eccetera, eccetera, di persone che vengono da fuori e si innamorano a tal punto della città che decidono di rimanere a viverci e si rimboccano le maniche, forse più ancora dei veneziani, per far sì che la Venezia del nuovo millennio possa sopravvivere e rimanere una città simbolo del mondo. E ti sei identificato in un personaggio in particolare tra le persone che hai intervistato? Ma guarda, ad esempio parlavo con Giancarlo Ghigi, che è un ragazzo della Giudecca, e per esempio la situazione della Giudecca mi ha fatto molto piacere. Perché parlando con i vecchi in Venezia, no? Giudecca era un po' il cantiere, c'era Molino Stucchi, si andava a prendere la farina, era un po' il posto dove, un po' isolato a Venezia. Invece adesso mi fa molto piacere vedere che è diventata un po' l'incubatrice artistico-culturale di Venezia. Ci sono un sacco di nuovi progetti, ci sono un sacco di giovani che portano avanti delle cose molto belle e questo chiaramente fa appunto da controbilancia all'esodo di persone, di veneziani. Ti ricorda un po' Londra, visto che il fenomeno della riqualificazione è molto londinese. Sì. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, vi ricordo di continuare a seguirci nella nostra pagina Facebook Il Veneto in Transizione e vi do appuntamento alla prossima puntata.